Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Gli incendi che assediano la Sicilia, colpa di decenni di errori della politica. Duro atto di accusa dell'arcivescovo di Palermo Lorefice, almeno 260 milioni di danni. Paura di Ossina per il rogo nella discarica di Bellolampo. Coldiretti, dolosi 6 incendi su 10 per il corpo forestale, opera della criminalità organizzata e di chi vuole speculare. La donna morta in ascensore a Palermo, intrappolata per ore, forse per un malore, senza che nessuno intervenisse. A centinaia ancora senza luce a Montepò a Catania. Senza risposte gli appelli all'Enel, a soffrire di più gli anziani. Tra poco in studio il sindaco di Misterbianco Corsaro. Il cavo di una stampante è all'origine dell'incendio di Fontana Rossa. Sul posto i consulenti della procura verificano se hanno funzionato le procedure d'emergenza. Tra disdette e disagi, in crisi la stagione turistica in Sicilia. Gli albergatori lanciano l'allarme. Calo del 40% delle prenotazioni. Taormina fa registrare il 50% di rinunce. Calcio, inizia la seconda fase del ritiro del Palermo. Il presidente Mirri, condizioni eccellenti per lavorare. Bentrovati. Gli incendi, anzitutto, fronti di fuoco restano attivi nel Palermitano e nel Messinese. I primi bilanci sono catastrofici, almeno 260 milioni di danni. Distrutti riserve naturali, strade, acquedotti, opere d'arte e reliquie religiose. Duro attacco dell'arcivescovo di Palermo Lorefice sulle responsabilità della politica in questo disastro. Manlio Viola. Quello che è accaduto in questi giorni è l'esito ultimo di decenni di decisioni, di scelte, di gesti, di omissioni, insomma è colpa della politica. È duro l'arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice sugli incendi che hanno portato morte e distruzione, il suo attacco dopo aver visitato la chiesa di Santa Maria di Gesù distrutta dalle fiamme. Andate perse opere d'arte e reliquie come il corpo di San Benedetto il Moro, il copatrono di Palermo insieme a Santa Rosalia. Intanto brucia ancora il bosco intorno ad Altavilla Milicia, in azione da questa mattina Canadair ed elicotteri nella zona di Valle Fico. Il rogo nelle ultime ore appare però finalmente circoscritto. È stata spenta per motivi precauzionali comunque la linea elettrica della zona per poter effettuare lanci in sicurezza. È l'unico fronte di fuoco ancora attivo nel Palermitano. Sono stati domati gli incendi di Borgetto a Montegradara. Ieri è tornata percorribile la statale 186 che collega Partinico a Borgetto e Monreale. Incendi ancora attivi anche nel Messinese, mentre nel Catanese a Pedara 12 villette sono andate in fiamme e la gente letteralmente scappata di casa. Sono circa 2000 gli sfollati, mentre il bilancio delle vittime si è fortunatamente fermato a 3. Osservata speciale resta invece la discarica di Bellolampo nel Palermitano, dove le fiamme sono spente ma continuano a covare nella parte bassa della quarta vasca. Grandi difficoltà nello smaltimento dei rifiuti, la raccolta non si è mai fermata, ma mentre la differenziata viene conferita regolarmente, la parte indifferenziata viene raccolta con lentezza per difficoltà oggettive nel portarla in discarica. Intanto a Castellammare del Golfo, al confine fra Palermo e Trapani, 7 arresti per smaltimento illegittimo di reflui. Una ditta specializzata, invece di trattarli, li gettava nei tombini municipali destinati alle acque piovane, scaricando di fatto tutto a mare senza depurazione. Il caldo ha mollato un poco la presa, ma non arretrano invece i disagi aeroportuali. A Palermo nuova aria condizionata disponibile solo dal 15 agosto, mentre dal 1 di agosto, per limitare il caos, sarà vietato l'ingresso nell'area gate dell'aerostazione fino a 2 ore prima del volo. Dolosi 6 incendi su 10. Secondo Coldiretti si calcolano in 60 milioni di euro i danni all'agricoltura, ai quali si aggiungono gli oltre 200 milioni quantificati dagli ispettorati provinciali. Ma chi è il piromane? Nell'identikit che viene fuori spesso si tratta di mano malavitosa con fini speculativi. Orazio Longo. Sarebbero dolosi ben 6 incendi su 10 e ci vorranno 10.000 euro all'ettaro fra spese immediate e di lungo termine per la ricostruzione. 15 anni il tempo previsto per ripristinare ciò che è andato bruciato.
A dirlo è la Coldiretti, che rimarca le stime della Protezione Civile siciliana, secondo cui sono oltre 60 milioni i danni causati in 2 giorni dai roghi. A questi bisogna aggiungere gli oltre 200 milioni di euro quantificati dagli ispettorati provinciali dell'agricoltura. Insomma, un danno enorme che è ancora solo provvisorio. Il governo Schifani ha dichiarato lo stato di crisi e richiesto al governo nazionale il riconoscimento dello stato di emergenza. Secondo il report del Corpo Forestale sono stati quasi 350 i roghi in Sicilia in 48 ore. Ma qual è l'identikit del piromane? Secondo gli esperti e dall'analisi delle persone già denunciate dal Corpo Forestale si passa dal pazzo al criminale. C'è chi appicca il fuoco per sadico divertimento o per ripicca, chi per cosciente scelta economica o di malavita. Metti la truffa a un'assicurazione che poi dovrà pagare i danni. Per il ministro Musumeci non è una novità che in molte regioni gli incendi sono determinati dalla criminalità locale, spesso per fini speculativi. Ma c'è anche chi semplicemente per incuria non provvede allo sfalcio dei prati, lasciando l'erba alta pericolosamente infiammabile, o chi per leggerezza lancia una sigaretta accesa che trova terreno fertile per provocare un incendio. C'è chi poi, dando fuoco a terreni per ripulirli, non riesce a governare il rogo. Le temperature oltre i 40 gradi, il vento e l'assenza di precipitazioni fanno il resto. Indagano magistratura e forze dell'ordine. Intanto il governo, che con la premier Meloni ha ribadito la necessità di organizzare un piano di prevenzione che non sia però nella logica degli interventi frammentati, ha chiesto all'Europa un potenziamento della flotta europea dei Canadair. La donna morta in ascensore a Palermo indaga la procura, che ha disposto l'autopsia. La vittima è rimasta bloccata per ore senza soccorsi. Marco Gullà. Al condominio 358 di Via Oreto a Palermo c'è ancora incredulità. Sarà la magistratura infatti a stabilire le cause della morte della 61enne trovata senza vita in ascensore, dove è rimasta bloccata per quasi 8 ore. Il corpo di Francesca Marchione si trova all'Istituto di Medicina Legale per l'autopsia. Al vaglio degli inquirenti ci sono 2 ipotesi. La donna è rimasta per troppe ore in ascensore a causa di un blackout legato all'emergenza incendi e ha avuto quindi un malore o un guasto tecnico proprio all'ascensore. Resta comunque il fatto incredibile che la donna sia rimasta intrappolata per ore e ore senza che nessuno intervenisse. Alcuni condomini assicurano che ieri non ci sono stati blackout, ma nella zona ci sono stati diversi esercizi commerciali chiusi proprio per mancanza di corrente elettrica. Ieri abbiamo chiamato l'assistenza per l'ascensore che era guasto e nel modo di aprire si sono resi conto che c'era la nostra vicina di casa priva di vita. Nessun blackout, tutta la mattinata normale c'è stato funzionamento della luce. La donna, che viveva sola in casa, come ogni mattina stava uscendo, ma questa volta la sua quotidianità si è spezzata tra 2 piani dello stabile. A Catania interi quartieri ancora senza luce né acqua. A Montepo la situazione è disperata di centinaia di persone da domenica scorsa senza corrente elettrica. Emanuela Corsi. Siamo senza acqua, naturalmente niente acqua va da bere, a parte questo tutto, per lavarci, per tenere le cose un po' fresche, siamo esattamente stile profughi. Profughi è il termine utilizzato da questa residente di via P3 nel quartiere catanese di Montepo, dove centinaia di persone da domenica scorsa vivono senza luce. Qualcuno per alcune ore è rimasto anche senza acqua. Abbiamo telefonato all'Enel e non hanno detto ora gliela mandiamo, ma niente. Io sono andata a prendere le bottigliette alla fontanella per farmi la doccia. Le temperature torride dei giorni scorsi hanno reso tutto più complicato. Questa è la prima notte che siamo riusciti a riposare, ci dicono. Oggi ci sono state temperature stanotte un po' migliori, ma sappiamo che abbiamo avuto 50 gradi, 2 bambini, a terra, non dormire. Sono tanti gli anziani che vivono in questo quartiere. Molti sono al 4º piano di questi palazzi. Senza citofoni né campanelli si teme per la loro salute. Non funziona la luce. Possibilmente saranno anche morti a casa qualcuno. E nessuno sa niente, nessuno che si è degnato di informarsi di queste povere persone. Tanti anziani non vogliono lasciare le proprie abitazioni. Questa signora viene tutti i giorni da Acicatena per assistere la madre. Vengo tutti i giorni qui da mia mamma che ha 80 anni perché sono preoccupata, perché ha da domenica che è senza luce, giustamente non c'ha niente nel frigo completamente perché non si può tenere niente. A nulla valgono le segnalazioni all'Enel. Nessuno dà risposte e interviene. La disperazione è tanta.
e ancora oggi, chiamando l'Enel, chiamando qualcuno, dice che non risulta neanche che c'è un guasto. È un quartiere purtroppo questo dimenticato. La situazione è gravissima, guardi, io a questo punto devo solamente pensare che ci vogliono fare morire. Catania, secondo me. E l'emergenza blackout che abbiamo appena riportato mette a dura prova i comuni del catanese. I cittadini chiedono risposte immediate, i gestori di luce e acqua non riescono a garantire i servizi. Nelle chat che vedrete tra poco, tutto il disagio dei sindaci. Luca Ciliberti. Quelli che vi stiamo mostrando sono alcuni contenuti di una chat riservata di WhatsApp della quale fanno parte i sindaci dei comuni catanesi interessati dall'emergenza blackout, acqua e luce. Nella stessa chat sono inseriti anche i responsabili dei gestori idrici e i tecnici dell'Enel, la prefettura e i responsabili della protezione civile. Nelle intenzioni la chat avrebbe dovuto snellire le comunicazioni tra tutti i soggetti interessati per velocizzare gli interventi su ogni singola criticità sul territorio. Di fatto la chat si è trasformata in pochissimo tempo in uno sfogatoio dove i sindaci vengono rimbalzati dal gestore dell'energia, ma i ritardi negli interventi costringono i comuni a fronteggiare un'emergenza che gli sfugge di mano. Ho 2 quartieri con distacco da oltre 60 ore, stanno venendo al comune a protestare, scrive il sindaco Corsaro di Mister Bianco. Ho mezza città senza energia elettrica, commenta ancora uno dei sindaci. Le persone si aggrappano ai sindaci, a tutti noi, per sapere cosa sta succedendo e cosa si prevede per il ripristino. Non siamo stati in grado di dare nessuna informazione. Chiaro che la popolazione sta vivendo momenti di esasperazione, per noi sindaci non è facile continuare a prestare assistenza ai nostri concittadini, per cui l'appello che noi rivolgiamo è quello di cercare di, nel più breve tempo possibile, ripristinare queste forniture, perché davvero viviamo momenti critici ed emergenziali. I cittadini sono esasperati, si rivolgono al sindaco, ma anche noi siamo esasperati. All'interno di una chat che coinvolge tutti i sindaci della provincia di Catania lanciamo grida d'allarme, ma è una situazione davvero difficile. Però ci siamo e proviamo a fare la nostra parte. Una situazione decisamente sfuggita di mano che in alcuni casi ha portato i sindaci ad avviare azioni legali contro l'Enel. La preoccupazione di tutti però riguarda il futuro. Se i gestori non adegueranno gli impianti idrici, al primo distacco i comuni saranno nuovamente senza acqua. Diamo il benvenuto alla sindaca di Mister Bianco, Marco Corsaro, buongiorno. Anche lei ha partecipato alla chat con i suoi colleghi sindaci. Qual è la situazione attualmente dalle sue parti a Mister Bianco? La situazione è questa, che se da una parte abbiamo avuto una splendida risposta da tutte le associazioni di volontariato, da un sistema di protezione civile che ha affrontato la questione emergenziale, dall'altra è emerso tutta la debolezza di distribuzione, perché non rispondevano ai cittadini, quindi i loro clienti, e quindi i cittadini, tutto il territorio chiamava l'amministrazione, i numeri che abbiamo attivato col centro operativo comunale per avere risposte. E chiaramente queste risposte che noi non potevamo conoscere, sapere o dare ci mettevano in forte frizione con i cittadini. È emersa chiaramente questa situazione, ma è emersa anche una questione strutturale, così come anche detto dai colleghi sindaci, che va assolutamente presa in considerazione. Le criticità che hanno reso appunto questi snodi elettrici, li hanno fusi e quindi hanno costretto ai distacchi energetici, hanno fatto emergere grosse carenze infrastrutturali. Quindi se da questa parte... Che vuol dire che venivano fuori distacchi da questi giunti, cioè ci sono questi, diciamo, le cabine di media tensione che trasformano dalla media tensione alla bassa tensione, attaccati. Questi giunti andavano in tilt certamente per il caldo che c'è stato straordinario in questi giorni, ma certamente anche noi riteniamo da una mancata e attenta cura di queste reti, Ora soprattutto una modernizzazione. Dall'Enel abbiamo avuto risposte balbettanti, perché noi i sindaci in chat eravamo insieme col prefetto e col ministro, avevamo deciso e concordato che E-Distribuzione desse un bollettino, un po' come quando ci fu il Covid, no? Che scandiva le azioni che venivano prodotte sui territori. Questo bollettino non è mai emerso, quindi i cittadini si sono letteralmente scagliati contro i sindaci. Questa cosa è incomprensibile e inammissibile. Non soltanto ci sono stati distacchi che andavano dai 40 alle 60 alle 72 ore, che hanno reso il clima esasperante. Certo. Noi sindaci abbiamo fatto il possibile, abbiamo anche protetto, tutelato gli operatori che ringraziamo, che venivano in subappalto, anche alcuni degli operatori di distribuzione, a riattivare le cabine, ma così non va. Abbiamo visto che c'erano e ci stanno nei paesi delle cabine medievali, delle cabine interrate nei condomini, quindi le abbiamo accompagnate e abbiamo avuto grosse difficoltà. Adesso pian piano speriamo di superare la crisi, ma
chiedo scusa, prendo gli ultimi secondi, superata la crisi dobbiamo sederci con il governo, con la governance di tutte le società che distribuiscono elettricità per rivedere insieme ai comuni il rinnovo di tutte queste reti energetiche. Buon lavoro quindi, grazie a Marco Cortaro, sindaco di Misterbianco. Adesso andiamo avanti e parliamo dell'incendio all'aeroporto di Catania. Sono in arrivo 2 consulenti della Procura che avranno il compito di ricostruire l'origine del rogo che dal 16 luglio ha paralizzato lo scalo e verificare possibili ritardi e omissioni nell'ambito dell'indagine aperta dalla Procura di Catania. Sul tavolo dei magistrati intanto è arrivata la prima relazione dei vigili del fuoco, secondo cui le fiamme sarebbero partite dal cavo di una stampante utilizzata nel box delle agenzie di autonoleggio. I periti dovranno verificare anche se la procedura di emergenza è stata rispettata, come ha più volte ribadito l'amministratore della SAC, la società di gestione Torrisi. Tra disdette e disagi la stagione turistica vive un momento drammatico in Sicilia. Gli albergatori lanciano l'allarme per un calo del 40% di prenotazioni, con un picco del 50% in meno a Taormina. L'appello dell'assessore regionale Amata: turisti, vi aspettiamo. Giusy Lazzara. Turismo, una risorsa per la Sicilia che sta vivendo la crisi nera delle disdette e rinunce dei vacanzieri. Sono 35 milioni i turisti che hanno deciso di partire quest'anno e il 90% ha scelto di restare in Italia. La Sicilia, in ripresa con presenze record negli ultimi mesi, adesso rischia di trovarsi indietro. In queste ore le agenzie di viaggio riprogrammano gli itinerari dei turisti allarmati per la situazione di aeroporti e disagi dovuti al caldo record. Intanto gli albergatori di tutta la Sicilia lanciano l'allarme. Siamo tra il 35 e il 40% di disdette sugli incoming da qui alle prossime 2 settimane. C'è una piccola parte di questi che ovviamente prolunga il soggiorno perché non ha delle informazioni chiare sui voli di rientro o sul metodo o sul vettore che utilizzeranno per rientrare sostanzialmente nelle loro case. A Taormina, una delle mete più richieste, la situazione è ancora più pesante. Siamo ad agosto, in poche parole, noi viviamo di turismo e avere un 50% di cancellazioni a ridosso della settimana di Ferragosto ne lascia immaginare quanto è drammatica la riprogrammazione. Si corre ai ripari e si cerca di tamponare le perdite. Il Ministero del Turismo ha proposto al Consiglio dei Ministri uno stanziamento da 10 milioni di euro per risarcire i turisti a partire dal giorno dell'incendio dell'aeroporto di Catania. Arriva anche l'appello dell'assessore regionale del turismo Elvira Amata. La Sicilia è ferita, ma adesso l'emergenza incendi è superata e le vacanze per i turisti possono continuare in totale sicurezza. Carmelo Zuccaro è il nuovo procuratore generale di Catania, nominato dal Consiglio Superiore della Magistratura, ha finora ricoperto l'incarico di procuratore capo della città etnea. Nell'epoca criminale dei miliardi fatti con la droga, con le truffe su internet, con il racket delle estorsioni, resiste ancora il contrabbando di sigarette. Oltre 5 tonnellate ne sono state sequestrate dagli uomini della Guardia di Finanza di Palermo. I militari hanno notato in un piazzale in via Santa Maria di Gesù alcune persone che stavano trasferendo pacchi da un articolato a un furgone. All'interno c'erano 18.000 stecche che avrebbero fruttato al dettaglio 800.000 euro. Sono stati arrestati i 2 conducenti, entrambi di Palermo. Facciamo una breve pausa, tra poco il calcio, state con noi. Eccoci di nuovo insieme con il calcio, secondo giorno di ritiro per il Palermo a Pinzolo, rosanero che sono alla fase 2 della preparazione. Soddisfatto il presidente Mirri, stiamo lavorando bene. Marco Gullà. Il Palermo torna a faticare in ritiro per la seconda fase di preparazione. Questa mattina a Pinzolo seduta tattica per la formazione rosanero che ha lavorato in 2 gruppi separati. Eugenio Corini lavorerà principalmente sulla parte tecnica, spingendo sul 4-3-3, modulo prediletto dal tecnico rosanero. In ritiro blitz anche del presidente Mirri. Ci sono delle condizioni eccellenti per lavorare, sia a Ronzone che qui. Quindi da questo punto di vista i ragazzi stanno bene, mi sembra, ho parlato con loro, con Eugenio,
quindi mi sembra tutto bene, soprattutto si inizia un percorso che tra qualche tempo ci porterà pure a Torretta a proseguirlo, quindi con delle condizioni eccellenti per lavorare in continuità, che è sempre stato una difficoltà e un limite, quindi bene, mi sembra tutto molto bene. Dario Mirri non parla di mercato, ma il club si sta muovendo per rinforzare ulteriormente la rosa. Il DS Rinaudo aspetterebbe ormai solo il via libera per Gianluca Di Chiara e Rigoberto Rivas della Regina. Le trattative sono avviate da tempo e potrebbero essere definite nei prossimi giorni. Continua invece la sfida a 2 col Catanzaro per il talentino del Sassuolo Luca D'Andrea. Tra qualche giorno si capirà meglio la situazione e chi ha una posizione di vantaggio. Intanto i rosa avrebbero sondato il terreno. D'Andrea non inciderebbe sugli slot, essendo un classe 2004. Ci fermiamo qui, il TG Sicilia torna alle 20, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.